buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania, ragazzo muore annegato nel mare antistante Piazza Nettuno, si sarebbe tuffato per recuperare un pallone. Lo scandalo dei referti in ritardo, l'ASP di Trapani avvia i primi provvedimenti disciplinari. Pugno in faccia al medico del pronto soccorso Il Civico di Palermo, arrestato un giovane che si trovava in ospedale perché il fratello aveva investito con lo scooter un anziano. Catania, aggressione in una discoteca, prima lo spintone, poi il raid punitivo, individuati gli autori grazie ai social. Le origini siciliane di Papa Leone IV, il nonno paterno del pontefice, era emigrato all'inizio del secolo da Milazzo, in provincia di Messina. Siccità, sale il livello degli invasi siciliani grazie alle piogge di maggio, recuperati oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua che saranno preziosi in estate. Calcio, sabato nero per le siciliane. Nei play-off di Serie B il Palermo perde 1-0 e viene eliminato allo Juve Stabia. Retrocessione in Serie D per il Messina, sconfitto 1-0 a Foggia. Bentrovati, ancora buona domenica. Apriamo con una tragedia avvenuta a Catania. Un giovane è morto annegato nel tratto di mare antistante Piazza Nettuno. Secondo alcuni testimoni si sarebbe gettato in acqua per recuperare un pallone. Tonino De Mana. Si sarebbe gettato in acqua per recuperare un pallone ma non è più risalito. Un ragazzo di 20 anni catanese è morto annegato ieri pomeriggio nel tratto di mare antistante Piazza Nettuno sul lungomare di Ognina. A recuperare il cadavere, la cui identificazione è stata complessa perché addosso non aveva documenti o oggetti di riconoscimento, è stato un equipaggio della Guardia Costiera di Catania intervenuta in seguito ad una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Recuperato il cadavere, la motovedetta lo ha trasportato fino al porticciolo di Ognina dove ad attenderlo c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della procura. Nelle prossime ore si deciderà se eseguire l'autopsia o consegnare la salma ai familiari. Sulla vicenda sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. Lo scandalo dei referti oncologici all'ASP di Trapani. Arrivano i primi provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici dopo l'indagine interna aperta da Danilo Palazzolo, che al momento sostituisce il direttore generale sospeso dalla regione. Intanto lo stesso ex manager Croce ha inviato una terza memoria difensiva al giudice. Laura Spanò. Arrivano i primi provvedimenti disciplinari a seguito dell'indagine interna sulla vicenda dei gravi ritardi dei referti istologici avviati il 4 aprile scorso dal sostituto del direttore generale dell'ASP di Trapani, Danilo Palazzolo. L'indagine doveva servire a individuare eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili ed erariali anche in relazione al danno d'immagine. Il primo provvedimento disciplinare è stato avviato nei confronti di un dirigente medico dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Ora l'ASP dovrà attendere alle controdeduzioni del dirigente chiamato in causa. Nessuna azione invece è stata avviata nei confronti del direttore di anatomia patologica, il dottore Messina. L'ASP non può procedere perché il medico è in pensione dal 1 novembre 2024. Nei prossimi giorni dovrà essere decisa anche la sorte del direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce, in atto sospeso dalla regione dopo lo scandalo sui ritardi dei referti, il cui ricorso contro il provvedimento è stato respinto dal Tribunale del Lavoro di Trapani. In una terza memoria integrativa che il suo avvocato ha presentato il 12 maggio al giudice risulta la testimonianza di un medico del reparto di anatomia patologica gestito dall'allora primario Domenico Messina. Si tratta di un vero e proprio atto di accusa. Il medico evidenzia notevoli problematiche e anomalie legate ai ritardi nella refertazione, prestazioni sanitarie che erano erogate nelle strutture ospedaliere. Nella memoria il medico parla anche di carichi di lavoro non adeguati, ritardi e cattiva gestione di cui Croce non sarebbe stato a conoscenza. Alle 7 di questa mattina, dopo il fischio di corno degli artificieri, gli artificieri hanno fatto brillare il costone roccioso pericolante di Taormina. In queste immagini stiamo vedendo il momento dell'esplosione, vedete? Le operazioni al momento risultano concluse e secondo le prime informazioni tutto è andato secondo il piano. L'attività si è resa necessaria in conseguenza dell'aggravarsi negli ultimi mesi del dissesto di questo versante collinare, la cui instabilità ha richiesto degli interventi urgenti per la messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. L'autostrada per un tratto è stato anche chiusa. Maggiori dettagli vi daremo su questa esplosione, su questo brillamento di costone
nelle prossime edizioni di Sicilia 24 alle 14. Proseguiamo con le notizie. Nuova violenza in uno degli ospedali siciliani. Un medico del pronto soccorso del Civico di Palermo è stato aggredito da un giovane di 21 anni. Per il medico è stato necessario il ricovero in ospedale. Marco Gullà. Ancora aggressioni, ancora violenza negli ospedali siciliani. Un nuovo grave episodio è successo la scorsa notte all'interno dell'ospedale civico di Palermo. Un giovane palermitano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio dopo aver colpito con un pugno al volto un medico in servizio al pronto soccorso. Il ragazzo è fratello di un minorenne che la scorsa sera ha investito con uno scooter in via Borriposo un pedone che si trova in gravissime condizioni, ricoverato in neurochirurgia. Il minorenne era stato trasportato prima all'ospedale Bucchieri La Ferla e poi al civico. Insieme al ragazzo sono arrivati i parenti che nel corso della notte si sono alternati dentro l'area critica. Erano prima entrati il padre e poi la madre senza alcun problema, poi il fratello di 21 anni. Il medico di guardia, erano le 4 di notte, ha chiesto 2 volte al ragazzo di abbassare il tono della voce. Il giovane disturbava il lavoro dei medici e anche il riposo dei pazienti. Per tutta risposta l'indagato ha colpito il medico. Per il dottore è stato necessario il ricovero in ospedale. Ancora una volta il tema della sicurezza nei pronto soccorso, nonostante le misure adottate, si ripropone puntualmente. Il personale sanitario è frequentemente costretto a operare in un clima di stress, aggressività e violenza che è ingiustificabile e che stigmatizziamo con decisione. La nota dell'azienda sanitaria del Civico di Palermo. Sono stati individuati, grazie ai social, gli autori di un'aggressione avvenuta in una discoteca di Catania. Sentiamo Orazio Longo. Quando il social diventa strumento di indagine, usano Facebook, Instagram e TikTok non per registrare balletti o pubblicare selfie, ma per individuare ed eseguire una misura cautelare nei confronti di 2 persone. La polizia di Catania, su disposizione della procura distrettuale, ha sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione giornaliera in commissariato, con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione, 2 giovani di 26 e 27 anni ritenuti gli autori di un'aggressione avvenuta in una discoteca il 21 aprile del 2024. Eccole le immagini di quella sera, l'aggressione che aveva avuto come pretesto una discussione con una ragazza per una involontaria spinta sulla pista da ballo era iniziata all'interno della discoteca, interrotta prima dello scontro fisico vero e proprio dall'addetto alla sicurezza. I 2, una volta allontanati dal locale, come animati da un sentimento di vendetta, insieme ad altri soggetti organizzano una sorta di spedizione punitiva, armandosi di tondini di ferro divelti da una pista ciclabile, pronti a colpire le vittime intente ad uscire. Nella ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, utilizzando anche immagini di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici, sembrerebbe che l'aggressione si sia svolta in 2 fasi tra le 2 e le 3 di notte, la prima in danno di un ragazzo afferrato per la maglietta, poi strattonato e colpito con schiaffi e pugni, la seconda un'ora dopo all'esterno del locale con spranghe in metallo in danno anche di altri 3 soggetti che erano insieme alla vittima. I social hanno consentito di comparare i soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza con quelli postati sui profili. I 2 sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di lesioni aggravate da futili motivi, dall'avere posto in essere il fatto da parte di più persone riunite e con armi improprie. 2 catanesi di 52 e 59 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Palagonia perché ritenuti responsabili di furto aggravato. Avevano sottratto cavi di rame dalla tratta ferroviaria a ridosso della strada statale 417 in territorio di Ramacca. L'eccessivo carico dell'auto ha insospettito i militari dell'Arma che hanno avviato un controllo e recuperato la refurtiva. E adesso parliamo di Papa Leone XIV. Le sue origini sarebbero siciliane, in particolare sarebbe il nonno nato a Milazzo, ma ci dice di più Francesco Triolo. Papa Leone XIV sarebbe siciliano, esattamente di Milazzo, è quanto avrebbero scoperto studiosi di genealogia americani e francesi. Gli atti ufficiali conservati al comune di Milazzo confermerebbero la ricostruzione che i genealogisti della Genealogy Discord Server e del Centre de Genealogie hanno pubblicato nei giorni scorsi riguardo una possibile origine italiana di Papa Prevost. Se dovessero essere confermati gli studi che sono stati effettuati, effettivamente la persona individuata come il nonno dell'attuale pontefice è nato a Milazzo, 7° di 8 figli di una famiglia abbastanza numerosa che tra le altre cose aveva la propria dimora all'interno di una via che si chiamava via Ottaviano, oggi via Umberto I, dove c'era la chiesa di Sant'Agostino.
Il nonno paterno, Salvatore Giovanni Rigitano, nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa di via Ottaviano. Secondo quanto ricostruito dai dati di Ellis Island, il nonno del pontefice emigrò in America nel 1904. Lì diventa John, conobbe Susanna e poiché era sorto un caso, visto che era già sposato, decise di cambiare cognome in Prevost, il cognome della madre della nuova moglie. Intanto aveva iniziato a insegnare lingue, italiano incluso, e proprio al suo lavoro si lega la chiave di questo giallo, un annuncio pubblicitario di un tale Rigitano Prevost sul Chicago Tribune del 6 maggio del 1934. Nel 1940 poi è lui stesso a dichiarare, come richiesto dalle autorità, di non essere cittadino americano, di chiamarsi John Rigitano Prevost, ma di essere arrivato negli Stati Uniti con il nome di Salvatore Giovanni Rigitano. Mi auguro che dovesse essere tutto confermato, attraverso la Segreteria di Stato Vaticano si possa addivenire anche ad un minimo di incontro con la comunità milazzese. Bene, adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Le ultime piogge, le piogge di maggio probabilmente mitigheranno il problema della siccità in Sicilia. Sale infatti il livello degli invasi. Sono stati recuperati oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua che saranno preziosi proprio in estate. Manlio Viola. La pioggia di maggio salva l'estate siciliana, o almeno crea le condizioni per affrontare in modo più sereno la crisi idrica. Il maltempo degli ultimi giorni è stato un toccasana per l'agricoltura, ma soprattutto per gli invasi a uso potabile. La pioggia ha già determinato un incremento di 3 milioni di metri cubi d'acqua. I conti li ha fatti l'autorità di bacino della presidenza della regione. Il dato è destinato a crescere nelle prossime ore grazie all'apporto idrico dei fiumi che convogliano l'acqua superficiale proprio verso i bacini. A beneficiare maggiormente di questa fase di maltempo sono stati in particolare i bacini della diga Mario Francese, l'ex diga Garcia, e della Rosa Marina, entrambe si trovavano nel Palermitano, che hanno registrato un apporto di circa 1 milione di metri cubi d'acqua ciascuno. Il restante milione di metri cubi è stato distribuito tra altri 9 invasi a uso potabile presenti sul territorio regionale, ovvero l'Ancipa per le province di Enna e Messina, la diga Castello nell'Agrigentino, il Fanaco di Piana degli Albanesi, Piano del Leone, Poma, Prizzi e Scansano di nuovo nel Palermitano, Racoleto di Rillo in provincia di Ragusa. Nel frattempo la regione lavora ai dissalatori, oltre i 3 per i quali sono stati avviati i lavori fra Gela e Porto Empedocle e Trapani che attende i primi 2. Ieri è stato pubblicato da Invitalia l'avviso per altri 2 dissalatori nel Palermitano. Parliamo adesso di carburanti. È entrata in vigore la riforma delle accise e per effetto di questo nuovo provvedimento sale il prezzo del gasolio e scende, anche se di poco, quello della benzina. Sentiamo Tonino De Mano. La riforma delle accise è in realtà con un ritocco al rialzo per il diesel ed un piccolo taglio per la benzina. Si tratta di una misura che punta a riequilibrare il peso fiscale tra i 2 carburanti e a sostenere economicamente il trasporto pubblico. Se nel breve periodo l'impatto può apparire modesto, è sul lungo termine che la manovra mostra i suoi contorni reali. Il riordino delle accise è infatti pensato per proseguire nei prossimi 5 anni secondo una logica di progressiva armonizzazione. Già quasi tutte le compagnie petrolifere, i privati e i retisti hanno adeguato i propri listini, aumentando da 1,5 centesimi a 2 centesimi il prezzo del gasolio e scontando dello stesso importo il prezzo della benzina. Ovviamente va a vantaggio del governo, perché il parco auto in Italia è composto per il 67% da macchine a gasolio. E all'orizzonte, complici gli attuali scenari internazionali, si prevedono nuovi rincari. Con i nuovi accordi che sta concordando il Presidente degli Stati Uniti, un nuovo balzo del prezzo del petrolio, e questo si ripercuoterà sui prezzi di listino alle pompe. Addirittura ci aspettiamo un aumento dei prezzi, anche perché adesso si avvicina la stagione estiva e quindi aumenteranno gli spostamenti degli automobilisti. Dopo 8 giorni intanto è tornata a salire la benzina verde, che al self ha superato la soglia di 1,70 € al litro. Adesso una breve pausa, poi parleremo di sport, innanzitutto di calcio, delle siciliane, di come è andato il sabato calcistico e poi anche di basket. A tra poco. Ed eccoci allo sport, iniziamo con il calcio. Il Palermo è già fuori dai play-off, i rosanero sono stati eliminati dalla Juve Stabia. Al Menti è finito 1-0, la stagione è stata una stagione flop per i siciliani. Marco Gullà. Per
Prestazione penosa, non ci sono altri aggettivi per descrivere la performance del Palermo ieri al Menti contro la Juve Stabia. Rosanero che perdono 1-0 e dicono addio ai playoff. Nemmeno ci hanno provato, perché la Juve Stabia, pur avendo 2 risultati su 3 a disposizione, non ha rinunciato a giocare a calcio e ha nettamente meritato il passaggio del turno. Il Palermo un fantasma, la squadra rosanero ha praticamente confermato l'identità dopo un anno scellerato, fatto di errori, soprattutto societari. La conferma ad oltranza di Dionisi è stato quasi un gesto autolesionista. In Italia probabilmente il City Group deve cambiare i parametri su come fare calcio, perché nonostante soldi spesi il fallimento è stato il paradigma di queste ultime 3 stagioni. Ieri un match approcciato male, finito peggio. La Juve Stabia ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più rispetto ai siciliani. Nel primo tempo, solo per fortuna o altro, il Palermo non ha chiuso in svantaggio. Prima Floriani Mussolini colpisce il palo, poi al 35esimo miracolo di Audero su colpo di testa di Piscopo. Sulla ribattuta Candellone spara in curva a porta praticamente vuota. Il Palermo ci prova solamente con Poyampalo nel finale. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei rosanero, ma non è così. L'unico sussulto lo fornisce Brunori con questo calcio di punizione, miracolo di Tiam. Al 67esimo Adorante scappa via Bania e trafigge Audero. 1-0 e siciliani che escono di scena. Finisce così una stagione fallimentare, nonostante la dirigenza rosanero continui a sostenere che è stato un anno positivo. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato. Come stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Siamo arrivati a ottavi, un campionato dove non siamo stati mai protagonisti come avremmo voluto, dobbiamo dircelo, lo devo dire. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, dobbiamo comunque farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo, perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. Retrocede in Serie D il Messina, sconfitto 1-0 a Foggia nella gara di ritorno dello spareggio salvezza. Decisiva una rete di Emmausso nel primo tempo. Sergio Colosi. La speranza dura 18 minuti. A segnare il destino del Messina sono gli ex giallorossi Zun ed Emmausso. Il primo costruisce per il mancino vincente del secondo. Un solo gol decide la gara di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. Il Messina retrocede in Serie D, il Foggia è salvo. Come al Francoscoglio, prestazione mediocre di Crimi e compagni, vuoti e senza idee per un tempo intero. Gatto gioca la carta a Chiarella, ma lo boccia insieme a Petrucci ad inizio ripresa, quando l'ingresso di De Sena e dell'Aquila mette pressione ai pugliesi, dopo un primo tempo in cui il Foggia con Sarra ha anche sfiorato il raddoppio. All'ora di gioco Messina pericoloso per la prima volta. Perina respinge la conclusione di Luciani. I padroni di casa segnano con Mazzocco, ma il VAR annulla per fuorigioco. E il minuto 24, alla mezz'ora, ancora il VAR segnala un rigore per fallo su De Sena, ma Perina si ripete su Luciani che sbaglia dall'11 metri dopo 4 centri consecutivi. Negli 8 minuti di recupero Zunno vicino al 2-0. Dall'altra parte impreciso Garofalo, poi Costantino becca il rosso per un colpo proibito a Dutu. Il Messina finisce in D, retrocessione firmata da Pietro Sciotto. E in casa a Catania si pensa ormai al futuro, dalla prossima settimana si pensa agli organici, insomma si parte anche con alcune certezze però. Marco Carli. Operazione 2025-2026 già partita. Dall'incontro fra la dirigenza e Toscano della prossima settimana si ripartirà anche per disegnare le strategie del Catania e farlo per tempo, magari come ha fatto l'allenatore a Cesena con le alchimie giuste trovate al secondo anno. Ma da chi riparte il Catania? Sicuramente da Dini, capace di trascinare i suoi con una serie di interventi importanti. Nell'immaginario collettivo resta la doppia parata sul rigore di Caturano e poi su Schimmenti, ma ce ne sono state altre anche nell'ultimo atto a Pescara. In difesa i capisaldi sono Di Gennaro, trascinatore e guida del reparto arretrato e anche del gruppo. A Pescara a fine primo tempo dichiara che la squadra ci crede e darà tutto, ed è lui a segnare la rete del vantaggio che illude su un potenziale passaggio del turno. E poi Gherardi, partito titolare, poi finito nel dimenticatoio, diventato fondamentale nel finale, lo sarà anche nella prossima stagione. Anastasio, gol e assist, e Raimo, corse ed equilibrio tattico rappresentano ipotesi di spessore. A centrocampo spicca Quaini, squalificato per 4 turni dopo il finale
nazionale di Pescara, ma una stagione di ottimo livello anche per merito della sua duttilità. Di Tacchi un leader, la sua assenza ha pesato nei periodi difficili, quando è rientrato ha ripreso in mano la mediana. Lunetta, Stoppa e Jimenez sono giocatori che hanno dato un contributo anche importante in taluni casi, anche se nel caso di Jimenez qualche altalena di rendimento, se modificata, può farlo diventare un vero protagonista. Come è stato inglese, 16 gol stagionali, contiamo anche quelli con Turris e Taranto, partite giocate che per la classifica marcatori devono avere un peso. Con un'alternativa o un compagno di reparto potrà dare ancora di più, e per questo ci potrebbero essere, in attesa del mercato, Ciccerelli con Cianci al rientro dalla Ternana se i rossoverdi non vanno in B. E adesso il basket. In Serie A esordio vincente di Trapani nei playoff scudetto, superata Reggio Emilia per 80-75. Franco Cammarasano. Impatto vincente della Trapani Shark nei playoff scudetto. È finita 80-75, una partita equilibrata, impattata male da Trapani nel primo quarto, chiuso sul 23-15 per gli ospiti. Riposo lungo sul 40-39 con Trapani, che però soffre maledettamente la difesa avversaria. Si va avanti poi punto a punto con Robinson che tiene a galla i suoi con alcuni canestri da 3. A 55 secondi dal termine il punteggio è in perfetta parità, 75-75. Galloway però mette la bomba da 3, mentre Notei dalla lunetta fissa il punteggio sull'80-75 finale. Domani sera si giocherà gara 2, sempre a Trapani. Con la squadra siciliana si spera più lucida e senza cali di concentrazione. E per quanto riguarda la pallanuoto, l'Orizzonte Catania conquista la qualificazione all'ennesima finale scudetto della sua storia. Le Etnee battono Trieste per 11-7 in gara 2 della semifinale tricolore, bissando il successo conquistato in Sicilia. Orizzonte affronterà in finale scudetto la SIS Roma. La prima gara si giocherà sabato 24 maggio alle 18:30 proprio a Catania. E questa è l'ultima notizia dell'edizione di Sicilia 24 del mattino. Grazie per averci seguito, buona domenica, prossimo appuntamento alle 14.